Per ripetere l'esperienza del bus navetta dal Tigullio all'aeroporto di Genova servono 150.000 euro. La cifra è stata identificata da ATP dopo un'attenta analisi dei costi. Lo scorso anno il servizio ha dato risultati positivi, soprattutto sul Tigullio occidentale, dove si concentra la maggior parte delle strutture alberghiere. In questi mesi ATP ha chiesto ai comuni, da Sestri Levante a Portofino, di fare la loro parte e dare ciascuno un contributo a favore del bus navetta e quindi a tutti i turisti e non solo. Ad oggi però la cifra necessaria non è stata raggiunta e il collegamento con lo scalo genovese rischia di saltare. Il collegamento interesserebbe sia il Levante che il centro del Tigullio, quindi Rapallo, Santa Margherita e Portofino. In questo momento fra tutti gli enti, se non ricordo male, si arriva sui 100.000 euro. Quindi non ci sono le condizioni minime per cominciare il servizio navetta, perché faremo un servizio in perdita e la nostra azienda non si può permettere di fare un servizio. Avevamo fatto il servizio sperimentale che era andato pari grazie al contributo di una compagnia aerea che quest'anno non ci sarà più, o almeno sembra che non ci sarà. È sicuramente un peccato, però non ci stiamo arrivando e quindi se ci fermiamo a 100.000 non lo possiamo fare. Il tema è stato affrontato in diretta TV con l'assessore regionale Gianni Berrino, che ha invitato le amministrazioni ad agire in sinergia e ad attuare un sistema per rifinanziare il servizio di bus navetta verso l'aeroporto, molto utile se si vuol puntare su una valorizzazione del turismo. Con la tassa di soggiorno, se c'è l'accordo con le associazioni degli albergatori, si può utilizzare la tassa per pagare, per finanziare anche dei servizi, non solo manifestazioni e promozione, ma io ritengo che uno shuttle dai per l'aeroporto, per una zona così vicina, sì, che però deve attraversare Genova, farebbe bene sicuramente al turismo del Tigullio, ma farebbe bene anche all'aeroporto di Genova, perché eliminerebbe definitivamente il Tigullio dalla concorrenza con l'aeroporto di Pisa.